Buon pomeriggio, buon lunedì, bentrovati all'approfondimento del nostro telegiornale. Il focus però del lunedì, come sempre, è dedicato allo sport, al calcio in particolare. E cominciamo anche questa settimana dal Catania, un Catania che si prepara ad allestire la squadra per il prossimo campionato. Si lavora tantissimo a 360 gradi, fra poco cercheremo di avere qualche indiscrezione. Indubbiamente sarà fatto un lavoro di restyling rispetto a quella che era la rosa della passata stagione. Già c'è il tecnico che è Luca Tabbiani, e per avere altre notizie, maggiori informazioni, saluto e do il benvenuto e il buon pomeriggio ad Alessandro Vagliasindi. Ale, prima di darti la parola però permettimi di ricordare, abbiamo una clip, lo abbiamo fatto anche nel corso del telegiornale, perché proprio oggi, 40 anni fa, il 26 giugno del 1983, il Catania conquistava a Roma, con gli spareggi fatti prima con il Como e con la Cremonese, la promozione in Serie A. Una data storica, ci piaceva fare rivivere queste emozioni anche in queste immagini che sono datate sicuramente, si vede e si sente, si avverte proprio l'età in queste immagini che stiamo proponendo a tutti voi. Alessandro, allora buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Uno dei più grandi esodi di tifosi che insomma la memoria calcistica ricordi uno stadio olimpico completamente imbandierato di rosso-azzurro, una delle pagine più indelebili insomma della storia calcistica cittadina, qualcosa che per chi c'era rimane veramente impressa nella memoria, come veramente uno dei ricordi più belli, vivi e intensi di una squadra fatta veramente di uomini veri, una squadra che con il passare delle domeniche credette nella possibilità di arrivare in Serie A, tra l'altro in una Serie B che era veramente forte, una Serie B di grandi firme, ma il Catania riuscì con la coesione insomma tra tecnico e giocatori a scrivere questa pagina di storia. Veramente ancora mi emoziono a rivedere queste immagini. Allora, abbiamo sentito nel corso del telegiornale Marco Onorati, insomma, che ci ha raccontato le sue emozioni, cosa ha vissuto e come ha vissuto quella giornata. Adesso però guardiamo al futuro, al campionato che verrà. Possiamo vedere anche le date, se sei d'accordo Alessandro, perché la nuova stagione è praticamente alle porte. Fra 2 mesi. Esattamente, il 1° luglio comunque si apre la campagna trasferimenti, ma queste sono le date della prossima stagione. L'inizio il 27 di agosto, poi dal 23 dicembre al 31 di dicembre ci sarà la sosta per il campionato. Possiamo passare anche alla prossima, alla grafica, diciamo, non è questa, dovevamo avere, diciamo, un'immagine fissa. Comunque ci sono 3 giornate ancora di diciamo infrasettimanali che vanno recuperate, e indubbiamente poi le date con i play-off, i play-out che si giocheranno, come possiamo vedere. 5 maggio l'inizio dei play-off, mentre invece le gare in data ritorno 11 maggio e 18 maggio per i play-out. Il campionato finirà domenica 28 aprile. Questo, diciamo, la sintesi. E qui, Angelo, sì, si potrebbe tracciare, scusa se ti interrompo, una ipotetica linea di demarcazione. Cioè il pensiero, se possiamo tornare ancora una volta alla grafica, il 28 aprile 2024 il campionato del Catania si sarà concluso, oppure se il Catania dovrà proseguire anche a maggio. E quindi chiaramente da qui le deduzioni in merito alle ambizioni del Catania di centrare la promozione senza passare dai playoff, oppure se nella fase conclusiva della prossima stagione di Serie C ci sarà necessità appunto di imbarcarsi in quella lotteria degli spareggi che, come ogni anno, poi sfugge a ogni pronostico. Vedi, quest'anno ha vinto il Lecco, che non era assolutamente messo tra le candidate alla vittoria dei playoff. E pensa quante discussioni ci sono attorno alla promozione del Lecco, perché infatti che tuttora è in bilico per un problema legato alla presentazione della documentazione
dello stadio in cui giocherebbe il Lecco l'anno prossimo, visto che il proprio non è a norma, dovrebbe giocare a Padova, però nel deposito della documentazione necessaria pare che ci siano dei ritardi e le irregolarità che sono sotto la lente di ingrandimento della FIGC e potrebbe clamorosamente saltare quella che sul campo è stata una promozione invece meritatissima. Alessandro, parliamo allora di Catania, adesso ci proiettiamo, come dicevamo, certo, al nuovo campionato, alla nuova stagione. La data da sottolineare è quella del 1° luglio, perché da lì in poi capiremo che tipo di Catania si sta formando. 1° luglio perché, Angelo, il 30 ci sarà il responso ovviamente della FIGC su quelle che sono state le domande di iscrizione al campionato di Serie C. Se tutto ok, come è tutto ok, il Catania ufficialmente all'1 luglio switcherà nella nuovo format, ovviamente il campionato professionistico, venendo ai dilettanti, e dall'1 tecnicamente potrà depositare contratti in merito a nuove acquisizioni di giocatori. Ma prima di arrivare a questo, Angelo, vorrei fare un passaggio su Luca Tabbiani, che è stato un po' al centro delle discussioni, delle valutazioni, un po' di tutti, noi addetti ai lavori, tifosi, perché ovviamente è un nome relativamente inatteso, in quanto insomma non era nel lotto di quelli che potevano ambire per quelle che erano le previsioni qualche settimana fa alla panchina del Catania, però è ufficiale appunto che è lui il nuovo tecnico del Catania, e possiamo dire, Angelo, che Tabbiani è stato seguito dal Catania già a partire dal mese di novembre 2022. C'è l'attenzione del Catania su Tabbiani in proiezione, possibile ritorno tra i professionisti come poi è stato, parte da lontano, parte da novembre 2022, una serie di consultazioni, una serie di osservatori che hanno seguito Tabbiani con il Fiorenzuola, osservatori del Catania. Poi una serie di incontri con il vicepresidente, con il direttore sportivo del Catania, fino poi a una scrematura relativa appunto alle ultime settimane e l'ufficialità. Tabbiani porterà con sé il vice, che si chiama Michele Coppola, il preparatore atletico che si chiama Paolo Bertoncini, e poi dello staff faranno parte i collaboratori già dello staff del Catania, che sono Emanuele Catania, Paolo Tomei, che è il preparatore dei portieri, ci sarà come new entry, come team manager, Armando Pantanelli, e verrà confermato come match analyst Ivan Alfonso. Questo è, diciamo, lo staff che si occuperà della formazione della nuova squadra, formazione tecnica della nuova squadra che ovviamente ancora è in cantiere. Ci sarà un incontro venerdì di questa settimana tra Tabbiani e i dirigenti del Catania per incrociare i dati. In che senso? Dopo l'ufficialità il tecnico si è preso qualche giorno di vacanza, è rientrato dalle ferie. Venerdì dirà ai dirigenti quali giocatori della rosa che attualmente compone il Catania, giocatori che hanno appunto disputato il campionato di Serie D, vuole confermare. E in base a queste indicazioni di Tabbiani la dirigenza metterà a disposizione di Tabbiani un ventaglio molto nutrito di nomi, di possibili rinforzi, nomi che riguardano calciatori, Angelo, sia di Serie B che di Serie C. In ogni ruolo il Catania ha 3 o 4 opzioni di giocatori, ripeto, sia di Serie B che di Serie C, e in funzione delle esigenze del tecnico, il tecnico dirà: mi servono, faccio un esempio, 3 difensori centrali, 4 centrocampisti, 5 attaccanti, faccio ovviamente dei numeri a caso. La dirigenza metterà diciamo sul tavolo tutto un ventaglio di nomi che poi Tabbiani ovviamente dovrà condividere con i dirigenti ai fini della scrematura che porterà rapidamente alle prime ufficialità, Angelo, anche perché da quello che ho percepito sarà più o meno una rivoluzione, cioè il Catania modificherà gran parte della rosa della scorsa stagione
e chiaramente i tempi si restringono perché poi il 24 luglio il Catania dovrà partire per il ritiro, e quindi sarà un lavoro molto serrato a partire dall'inizio della prossima settimana. Per i successivi 10-15 giorni ci dobbiamo aspettare ufficialità a getto continuo. Alessandro, questo significa che la rosa a disposizione, diciamo, i giocatori che sono sotto osservazione del Catania non sono meno di 30, perché per sì, assolutamente. avere, forse diciamo, anche di più, quindi voglio dire, forse anche di più. Probabilmente c'è stato un lavoro di preparazione. In profondità. Esattamente. Lavoro in profondità, molto meticoloso, silenzioso, perché i giocatori che sono sul taccuino dei dirigenti del Catania i nomi dei giocatori che sono sul taccuino dei giocatori del Catania sono stati fino ad oggi tenuti insomma sotto massimo riservo, anche per non dare idee a dirigenti di altre squadre. Però adesso siamo veramente alla resa dei conti in questo senso, perché da venerdì in poi si passerà alla fase operativa che dovrà difendere i colori del Catania nella prossima stagione. Stavo dicendo, a proposito dei giocatori che hanno disputato il campionato di Serie D col Catania, la prossima settimana ci sarà anche un incontro definitivo con il Pescara per la permanenza a Catania di Marco Chiarella. Si va in questa direzione. Anche sulla permanenza a Catania di Mattia Vitale c'è molto ottimismo. Il problema è che in questo momento la Sampdoria, che è in fase di riassestamento dopo il cambio di proprietà con l'arrivo di Radrizzani, deve individuare appunto i dirigenti che si occuperanno del mercato e sarebbero i soggetti con cui il Catania potrà interloquire appunto in merito al futuro di Mattia Vitale. Però anche in questo caso, facendo leva sulla volontà del giocatore, la sensazione è che sia Chiarella che Vitale resteranno a Catania anche nella prossima stagione. Insomma, per quanto riguarda invece, Angelo, l'aspetto organizzativo del Catania, ti posso dire che a breve verrà ufficializzato anche un nuovo ingresso nei quadri organizzativi dirigenziali, perché il Catania aveva cercato una figura che potesse fare da responsabile, coordinatore nel lavoro di affiliazione delle varie scuole calcio, non soltanto del catanese ma anche siciliane. Quindi un lavoro in profondità per scovare e accaparrarsi i talenti siciliani del domani, che necessitava appunto l'individuazione di una nuova figura, che il Catania ha individuato in Teodoro Coppola, che ha 58 anni e diciamo fino a pochi giorni fa è stato il coordinatore dell'Academy del Torino Calcio del presidente Cairo. Quindi un uomo di provata esperienza, che ha lavorato per tanti anni con un club di Serie A, appunto, è anche prestigioso qual è il Torino, che il Catania ha individuato e che aggiungerà alla sua rete di dirigenti a partire insomma dalle prossime settimane. Benissimo. Quindi anche questa è una notizia che possiamo dare oggi in anteprima. Bene, grazie Alessandro. Direi che per quanto riguarda il Catania al momento ci possiamo fermare qui. L'appuntamento con te è per la prossima settimana, come sempre a lunedì, in questa fascia oraria a partire dalle 14:30. Per quella data certamente avremo già i primi nomi ufficiali anche. Sicuramente potremo entrare nello specifico. Benissimo, grazie Alessandro. Buon pomeriggio e buona trasmissione. A te grazie. Allora noi ci fermiamo qualche momento e poi apriremo i collegamenti con Palermo e Messina per cercare di capire cosa sta succedendo a Palermo e che cosa succederà soprattutto a Messina. A fra pochissimo. E rieccoci di nuovo insieme per riprendere dunque il nostro discorso a proposito di calcio siciliano. Abbiamo parlato fino adesso di Catania, adesso invece andremo a parlare di Palermo e di Messina, in attesa di perfezionare i due collegamenti con i colleghi Marco Gullà e Sergio Colosi. A Palermo intanto
intanto in queste ore si intensificano quelle che sono le trattative, più che trattative, i rapporti e i contatti con diversi club. Vedo già Sergio Colosi, intanto questa grafica ci porta al mercato del Palermo, e vedo anche Marco Gullà. Partirei proprio da Marco per quanto riguarda le trattative aperte in casa Palermo, mentre do il benvenuto sia a Marco che a Sergio Colosi. Buon pomeriggio a tutti e due. Buon pomeriggio Angelo. Sì. Buon pomeriggio. Allora, Marco, il Palermo sta cercando di irrobustire la difesa, per quello che capiamo, non solo ovviamente, però difesa e centrocampo mi pare che sono gli obiettivi primari in questo momento. Angelo, la difesa è stata un po' il tallone d'Achille della scorsa stagione del Palermo, tanti gol subiti, tante anche le ingenuità da parte della retroguardia rosanero. Ecco perché appunto nel taccuino del DS Rinaudo ci sono dei rinforzi, non dei giovani ma giocatori che abbiano appunto esperienza, e allora lo abbiamo visto anche poc'anzi dalla grafica, i nomi che in questo momento sono quasi certificati è quello di Lucioni, ovviamente giocatore che tra l'altro verrà ufficializzato entro la fine di questa settimana, è già preso, è già praticamente virtualmente un giocatore del Palermo. E poi anche Luca Ceppitelli, difensore del Venezia, il appunto centrale della formazione lagunare, avrebbe già detto sì al Palermo. C'è da trovare l'accordo con il Venezia, ci sono anche altre società che in questo momento strizzano l'occhio a Ceppitelli, ma se il calciatore dovesse scegliere avrebbe già detto sì al Palermo. Quindi due nomi per la difesa, due nomi per garantire quella solidità tanto ricercata da parte di Corini per quanto concerne il pacchetto arretrato. Ma come vediamo anche dalla grafica ci sono anche dei nomi nuovi, dei nomi che in questo momento sono inseriti appunto nella lista del DS Rinaudo. Parlo di Tremolada, centrocampista del Modena, parlo anche di Beruatto, difensore del Pisa, giocatori che sicuramente hanno già un buon curriculum e possono rappresentare un'ottima garanzia per la cadetteria. E poi c'è Basic, questo è un calciatore che un po' tutti vogliono, lo vuole anche, pensate, il Sassuolo in Serie A, che avrebbe pensato al centrocampista del Padova per sostituire Frattesi, che quasi sicuramente lascerà il club neroverde. È un giocatore polivalente, uno che può essere adattato anche ad altri ruoli della mediana, ed ecco perché è così ricercato. È un jolly. Palermo sta tentando ovviamente di bruciare la concorrenza, ma il Padova, pensate, per questo calciatore chiede 4 milioni di euro. Ha capito ovviamente il club biancoscudato che in questo momento c'è una grande richiesta per Vasic, e allora ha alzato il prezzo. E poi fronte cessioni, un po' gli stessi giocatori che avevamo già annunciato tra virgolette la scorsa settimana sono sempre lì con la valigia in mano, in attesa di una destinazione, in attesa di fare il check-in. Parlo di Damiani, parlo di Bro, parlo anche di Soleri, che non rientra più nei piani tecnici del club rosanero. Marco, fra poco arrivo da te per chiosare sul Palermo, dare gli appuntamenti, perché ci si avvicina evidentemente al ritorno alla fatica, al sudore, ormai mancano 2 settimane circa e poi si ricomincerà di nuovo con gli allenamenti. Però adesso vado da Sergio Colosi, perché la situazione a Messina, mentre in casa Catania si è già quasi pronti per annunciare i primi colpi. Venerdì ci sarà un vertice di mercato importante con il tecnico per fissare alcune priorità. A Palermo già qualche giocatore ha prenotato la visita medica e a giorni firmerà, e quindi sarà a tutti gli effetti del Palermo. A Messina invece bisogna capire che fine farà questa società, nel senso, l'iscrizione al campionato è stata depositata, le garanzie sono state date, o parte di queste garanzie sono state già versate, e ci sarà una verifica adesso della Covisoc.
Ma che fine farà il Messina? Si tratta ancora, diciamo, la cessione del club tra Sciotto e Mannino? Vedi, noi stiamo titolando Messina, si tratta ancora la cessione del club, quindi c'è ancora questa trattativa? Allora Angelo, dunque per quanto riguarda l'iscrizione, innanzitutto bisognerà attendere venerdì prossimo al massimo il responso della Covisoc, chiamato ovviamente a visionare i bilanci di tutte le società e dunque anche quelli del Messina. Sotto il profilo della forma e per quanto riguarda anche la fiduzione non ci sono problemi, ma ovviamente si passa all'esame dei bilanci. C'è un'altra scadenza importante che è quella del 2 agosto, perché il Messina dovrà pagare anche il completamento degli stipendi relativamente alla stagione sportiva 2022-2023, ma il grande nodo è sempre lo stesso, cioè se Sciotto passerà la mano a Mannino o meno, perché vedo che ormai il cerchio sia ristretto a Fabrizio Mannino, che nei prossimi giorni verrà a Messina. Sciotto venerdì scorso ha annunciato che avrebbe completato la presentazione della documentazione all'armatore piemontese, che però proprio di recente con un comunicato stampa ha dichiarato ancora di attendere questi bilanci, che diventano fondamentali per capire definitivamente ed effettivamente quali siano i debiti del Messina, al di là delle rassicurazioni fornite dal presidente Sciotto. E dopo un mese di trattativa, per non parlare che Mannino insegue il Messina da dicembre 2022, quando ancora era ultimo in classifica nella scorsa Lega Pro, parlare ancora di problematiche di bilanci è davvero riduttivo nell'ottica di una trattativa che dovrebbe chiudersi in pochissimi giorni. Questi sono un po' i presupposti di quello che io reputo un affare che non sarà facile concludere, perché sempre bisognerà vedere quali sono realisticamente le volontà del presidente Sciotto. Ma in città qual è la posizione? In città la posizione è chiara, perché se si esclude alcune centinaia o decine di tifosi, il rapporto tra Pietro Sciotto e la tifoseria si è irrimediabilmente consumato, né tantomeno questa iscrizione arrivata al fotofinish alle 23:52 rispetto al termine della mezzanotte potrà comunque modificare qualcosa, perché ovviamente Sciotto ha sempre raccontato la sua verità in questi 6 anni, lasciato solo, tutto quello che vogliamo, però poi ci sono i risultati e il modo di gestire il calcio cittadino dall'altra parte che hanno rappresentato i fatti delle vicende del Messina, per cui sotto questo profilo l'unica speranza che hanno i tifosi è quello di un cambio societario, non c'è dubbio, anche perché i presupposti di continuare la stagione con Sciotto sono abbastanza chiari. Il Messina ancora non ha scelto un ritiro, il Messina ancora non ha un allenatore, che potrebbe essere comunque Ezio Reciti, non ha un direttore sportivo, ancora non c'è il direttore generale, non ha proprio nulla e difficilmente si crede, non ha ovviamente un organico, una squadra men che mai, mentre voi parlavate giustamente poco fa di 2 settimane si incomincia a sudare sui campi di calcio per i ritiri delle squadre, e certamente non sono questi i presupposti di una stagione di rilancio come magari si vorrebbe, per evitare quello che abbiamo visto fino a poche settimane fa, spareggio vinto contro la Gelbison, e per far questo servono investimenti che riteniamo che Sciotto non abbia alcuna intenzione di voler fare. Grazie Sergio, allora fra poco ci salutiamo, torno Grazie di nuovo Angelo. Da Marco Gullà perché il Palermo che sta per nascere, a detta anche dalla proprietà del City Group, è un Palermo che punta ad arrivare il prima possibile alla massima serie. Che segnali si avvertono in questo senso, Marco? Ma i segnali sono assolutamente positivi, Angelo. Insomma, io credo sempre una cosa, che al di là delle chiacchiere, al di là delle parole, la migliore sentenza arriva sempre dai numeri e soprattutto da quello che si fa. Se il City Group, insomma, vorrà raggiungere con il Palermo la Serie A,
il mercato estivo dovrà essere un mercato altisonante, un mercato importante. Non dico che i nomi che in questo momento girano sono nomi di basso calibro, però sono dei nomi che sì, ti garantirebbero una certa solidità per quanto riguarda ad esempio la difesa, però non sono dei nomi che ti fanno ammazzare il campionato, con tutto il rispetto insomma per Gondò dell'Ascoli, che ha fatto 8 gol in campionato, 3 li ha fatti al Palermo, con tutto il rispetto anche per Pettinari per quanto riguarda l'attacco, si pensa anche appunto al giocatore del Benevento. Non sono nomi, Angelo, che ti fanno fare 100 punti in un campionato, sono dei nomi che possono sicuramente alzare il livello di qualità della rosa, ma in questo momento se il Palermo vuole davvero puntare alla Serie A, io credo che qualche top player dovrebbe essere inserito in questa lista, e di top player al momento insomma è vero ce ne sono pochi per quanto riguarda campionato di B, però le potenzialità del City Group insomma potrebbero anche, che ne so, sdoganare il mercato di massima serie e permettere ad alcuni giocatori ad esempio anche di vestire la maglia del Palermo, chissà. Quando si ricomincia a Palermo, Marco? Il Catania riparte il 24 di luglio a Palermo? Metà luglio il Palermo partirà per il Trentino con appunto delle settimane importanti di ritiro appunto pre-campionato, ritornerà quindi nuovamente al nord Italia il Palermo a fare il ritiro dopo averlo fatto in Sicilia nelle ultime stagioni, e quindi sicuramente questo è un altro segnale, un altro dato importante che avvicina il Palermo magari al passato, quando appunto ricordavamo che la squadra che era capitanata come presidente da Maurizio Zamparini si allenava in estate in Austria a Bad Klerkinken, anche in Trentino. Grazie allora anche a Marco Gullà, ringrazio anche Sergio Colosi che è stato con noi. Hai una pillola per chiudere, Sergio? Ma credo che una settimana, 10 giorni e si capirà il futuro del Messina. Il mio pronostico è che Sciotto rimane presidente e Raciti farà l'allenatore. Benissimo, grazie allora a Sergio Colosi, grazie anche a Marco Gullà. L'appuntamento con il nostro spazio dedicato al calcio siciliano il lunedì pomeriggio, come sempre alle 14:30. La prossima settimana vi aspetto. Auguro a tutti voi intanto ancora una buona giornata.